Investire nella scuola e nella formazione è il mantra dei prossimi anni della Regione Veneto e non aspettando un recovery plan, ma già da subito, utilizzando i nuovi fondi europei per il periodo 2021-27, con una ricaduta diretta sul territorio, ovvero giovani e istituti. Investimenti nel mondo della scuola che per il Vicentino ad oggi nelle scuole superiori è una platea di 128.000 studenti, ma poi c'è l'università con i suoi corsi. Investimenti importanti, come spiega l'assessora regionale all'istruzione Elena Donazzan. Sui giovani e sulle donne noi investiremo moltissimo, investiremo quasi il 40% dell'intero fondo, il che significa che stiamo parlando di oltre 1 miliardo di euro in tutti questi anni. Vuol dire ITS, vuol dire diritto allo studio, vuol dire assegni di ricerca per le università, vuol dire formazione professionale che dimostra che si inserisce il giovane nel mondo del lavoro meglio che in altri percorsi. Quindi noi le idee chiare, quando tocca ai nostri fondi, li abbiamo.